Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina.it che apriamo col grave incidente avvenuto questa mattina in autostrada tra l'Ainate e lo svincolo della A9. Un camion al quale è scoppiato un pneumatico è finito nella corsia di marcia opposta, scontro con altri veicoli e disagi per l'intera giornata. Ci racconta tutto Marco Raimondi. Lunedì nero oggi per chi viaggiava sull'autostrada dei Laghi tra Varese e Milano. Poco dopo le 9, infatti, si è verificato un incidente stradale tra lo svincolo della 9 e l'Ainate. Un mezzo pesante che procedeva in direzione Milano è stato coinvolto in uno scontro con altri mezzi, finendo nella corsia opposta. In base alla prima ricostruzione, a causare lo schianto sarebbe stato lo scoppio di un pneumatico del camion, a seguito del quale l'autista ha perso il controllo del mezzo. La circolazione è stata deviata su strade secondarie che però a loro volta si sono intasate nel giro di pochi minuti. Nello scontro sono rimaste ferite 3 persone, di cui una in modo grave. Si tratta di un 37enne alla guida di un'auto che ha riportato traumi al torace e all'addome ed è stato trasportato in ospedale in elicottero. Meno gravi invece le condizioni degli altri 2 feriti. Il camionista di 45 anni, caduto dal finestrino laterale, ha riportato un trauma alla schiena e ustioni di primo e secondo grado agli arti inferiori e un automobilista di 57 anni ha riportato un trauma toracico. Il camionista, sottoposto ai primi controlli, non è risultato positivo ad alcol o sostanze stupefacenti. L'autostrada è rimasta chiusa alcune ore verso Milano e non era possibile immettersi sulla 8 arrivando dalla 9. Sul luogo dell'evento la circolazione, ancora nel tardo pomeriggio, era problematica. In direzione Milano si transitava su una corsia per consentire i lavori di ripristino del guardrail e dell'asfalto. Nessun ostacolo in direzione nord, dove in azione però c'erano i soliti curiosi che provocavano rallentamenti. Emergenza caldo, temperature record a Varese, il picco è atteso per mercoledì. Il servizio di Elisa Petrocelli con le immagini di Agenzia Blitz. È iniziata la settimana di caldo record, intenso e afoso. Il tempo resterà stabile e il caldo diventerà progressivamente più intenso, con temperature in aumento che sfioreranno i 39 gradi, come annunciato dal Centro Geofisico Prealpino e confermato dalla giornata di oggi. Domani si prevede cielo sereno o poco nuvoloso, mentre le temperature andranno da 21 a 38 gradi. Mercoledì proseguirà il tempo soleggiato, con un ulteriore aumento delle temperature, che arriveranno fino a 39 gradi. Infatti sarà proprio mercoledì la giornata più calda della settimana, da tenere d'occhio per eventuali colpi di calore. È quindi meglio evitare di uscire nelle ore più calde, specie per anziani, bambini e soggetti con problemi respiratori. E restiamo a Varese che risulta la settima città più cara d'Italia. Vediamo il perché nel servizio della redazione. Con l'inflazione cresce il carovita per le famiglie e cresce in misura differente nelle varie città italiane. Se la più cara d'Italia è Genova, con l'8,5% di inflazione, che si traduce in 1.853 euro in più a carico delle famiglie, Varese è tra le prime 10 e più precisamente al settimo posto, col 6,4% e un carovita, in soldi, di 1.688 euro aggiunti sulle famiglie. Questo emerge dai dati territoriali dell'inflazione a giugno elaborati dall'Istat. Federconsumatori, sulla base di queste rilevazioni, ha stilato appunto la classifica delle città dove il carovita morde di più. Milano è al quarto posto, col 6,3% in più, e una stangata pari a 1.710 euro. Trasferta oggi a Luino per il Consiglio della Camera di Commercio di Varese, si è parlato sì di turismo ma anche di altre vocazioni per il territorio. Ascoltiamo il Presidente della Camera di Commercio, Mauro Vitiello. La provincia di Varese la conosciamo tutti, è una provincia molto estesa, è una provincia che nasconde bellezze in ogni angolo e ci sembrava giusto come consiglio, come giunta camerale, comunque venirne a dare risalto, nel senso non è un grande gesto, ma se vogliamo vederlo magari dall'esterno è un qualcosa che la Camera si è imposto di fare, dando valore ai territori anche in questo modo. Quali sono le prospettive per quest'area da sviluppare? Ma secondo me sono interessantissime, senza parlare solo di turismo, stiamo cercando di vagliare anche progetti
che possano riguardare anche la parte industriale, commerciale e quant'altro. Il turismo è sicuramente un qualcosa di già approdato in questi territori. Luino è una perla di rara bellezza della provincia di Varese e siamo qui anche in questo periodo dell'anno non per niente, ma abbiamo in mente di collaborare con l'amministrazione stessa per poter scaricare a terra quelle che sono anche progettualità differenti, perché questa provincia secondo me ha ancora tanto da dire e quest'area della provincia secondo me ha ancora tanto da fare. E oggi a Gallarate l'ultimo saluto a Edoardo Guenzani, l'ex sindaco della città. Il servizio di Angelo Perna con le immagini di Agenzia Blitz. Oggi, lunedì 17 luglio, l'ultimo saluto a Edoardo Guenzani. Il funerale dell'ex sindaco, in carica dal 2011 al 2016, è stato celebrato nella Basilica di Santa Maria Assunta in forma solenne, presente il gonfalone del comune di stato a lutto. Una basilica piena di amici, piena di parenti, piena di tutti coloro che hanno condiviso con lui l'impegno politico e sociale, un impegno che il Monsignor Riccardo Festa ha voluto sottolineare nella sua omelia. C'erano la giunta attuale con il sindaco Cassani e la giunta che l'ha accompagnato nel quinquennio di amministrazione. C'era anche il sindaco di Cassano Magnago, Pietro Ottaviani, cioè la città in cui Edoardo Guenzani è nato. Il feretro è stato poi portato al cimitero di Lonate Pozzolo, dove è stato tumulato nella tomba di famiglia della moglie, Mariella Griffanti. A Tradate invece questa mattina i funerali di Giusy Caliando, la donna di 41 anni, travolta e uccisa a Gemonio. Il servizio con immagini di Agenzia Blitz. 2 ali di folla e un ultimo abbraccio sulle note di Vasco Rossi. Così è stato salutato all'uscita dalla chiesa di Tradate il feretro di Giusy Caliandro, la 41enne travolta e uccisa da un'auto la sera del 1 luglio a Gemonio. I funerali sono stati celebrati a Tradate perché la giovane era originaria proprio di lì. Durante l'omelia, Don Fabio Turba ha rimarcato l'importanza del silenzio e della vicinanza alla famiglia. Siamo qua per salutare la nostra Giusy strappata alla vita in modo violento, ha detto. Lasciamo i pregiudizi e i giudizi agli altri. Quello che è successo ci ha lasciato devastati, ma siamo qui per accompagnare Giusy in un'altra vita, più alta e più vera di questa. Intanto proseguono le indagini da parte degli investigatori dell'Arma. La vettura che ha ucciso la 41enne è stata trovata, mentre del conducente, accusato di omicidio volontario, non c'è ancora traccia. L'ipotesi è che possa essere scappato all'estero e per questo è stato spiccato un mandato d'arresto internazionale. E ora la pagina politica, il ministro e leader della Lega Matteo Salvini ha parlato ieri sera ad Arcisate toccando il tema di Malpensa. Sentiamolo nel servizio di Nicola Antonello con immagini di Agenzia Blitz. Giorgetti ha indicato la strada del DPCM per Malpensa, per consentire lo sviluppo del cargo. Stiamo lavorando insieme, è fondamentale che Malpensa cresca, significa lavoro e sviluppo del territorio. Ma il cargo Malpensa o Montichiari, Salvini? Perché a Brescia dicono che Montichiari mangerà Malpensa. Assolutamente. Malpensa è la capitale del cargo e come tale deve crescere. Ma poi per lo sviluppo che avrà la Lombardia c'è spazio per tutti, non c'è l'alternativa Montichiari-Malpensa. Chi parla di un'alternativa Montichiari-Malpensa non conosce i numeri. Pace fiscale? È stata criticata? È urgente, è criticata da chi non conosce le aziende. Ci sono 7 milioni di italiani che hanno una pendenza col fisco che da 20.000 euro è arrivata a 100.000 euro. Sto parlando di persone che hanno fatto la dichiarazione dei redditi. Non gli evasori totali, per me gli evasori totali possono finire in galera e si buttano via la chiave. Chi ha avuto un problema, un divorzio, un infortunio, una disavventura col negozio, con la partita IVA e da anni è ostaggio del fisco, è più intelligente per lo Stato incassare quello che può e liberare queste persone, quindi andremo fino in fondo. Alla festa dell'unità, alla Schirana, la capogruppo del PD alla Camera, Chiara Braga, ha criticato il governo sulla questione della transizione ecologica. Il servizio di Marco Raimondi, immagini Agenzia Blitz.
Transizione ecologica non è un problema da anime belle, ma un grande problema economico e sociale. È stata lapidaria Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera, al dibattito Cambiamenti climatici e transizione ecologica ieri alla festa dell'Unità della Schiranna. Un confronto introdotto dalla vice segretaria provinciale PD Alice Bernardoni e dal consigliere comunale Dino De Simone. Braga si è dichiarata contraria all'allarmismo che viene fatto, soprattutto sui social, sul clima e sui cambiamenti, dal caldo torrido alle alluvioni, ma non ha mancato di ribadire che la crisi climatica è la più grave che sta colpendo il Paese. Una consapevolezza che per l'onorevole Braga si scontra con la scarsa attenzione del governo Meloni per questi cambiamenti. Questioni che sono finite proprio in fondo all'agenda di questo governo. Ha detto: c'è poi la battaglia sul PNRR. Nessun passo indietro sulle risorse, il 40% destinate alla transizione ecologica, ha continuato Braga, un fronte su cui è aperta la sfida al governo Meloni. Devono esserci risorse e strumenti adeguati per affrontare la questione e credo che proprio su questo si svilupperà lo scontro tra le forze progressiste e quelle conservatrici. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani sera alle ore 19.